sono sempre più contento e più convinto di ritrovarmi oggi qui a fianco vostro e vicino all'onorevole Meloni. Da un anno mi trovavo al gruppo misto e non era possibile, pensabile, auspicabile concludere un mandato all'interno del gruppo misto in un momento in cui l'Italia va a fondo sempre di più, un governo che sta trascurando e sta peggiorando, se è possibile, ancora la situazione qui in Italia, un governo che sta ancora peggio gestendo le cose qui da noi in Sicilia. Era giusto darsi una smossa, era giusto cercare di puntare su un leader giovane, motivato, valido, che ha dimostrato tantissimo in Italia di fare le giuste battaglie che in tanti seguiamo. E con Mario abbiamo preso questa decisione. Sono orgoglioso di aver aderito al movimento di Giorgia Meloni e apprezzo tantissimo tutto quello che fa e come intende far ripartire le politiche che intende adottare per far ripartire il nostro paese a difesa delle imprese italiane, a difesa di questa categoria. Non è possibile pensare, come alcuni partiti dicono, di puntare su un reddito di cittadinanza. In Italia bisogna ripartire da chi produce, bisogna aiutare chi produce e bisogna dare il lavoro alla gente, non un sussidio. Gli italiani non hanno bisogno di un sussidio, non hanno bisogno di un'elemosina, hanno bisogno di un posto di lavoro e di una prospettiva. E se non si riparte dalle imprese, ed è per questo che vedo di buon occhio una politica di centrodestra, ed è per questo che la vedo in Giorgia Meloni.